Ringrazio per questo bel incontro. Per me che sono un amministratore da 1 anno e mezzo sono un po' le prime esperienze in questo senso, ma trovo che condividere le varie esperienze, quindi quelle dell'amministratore che, come diceva Michela, costruisce un progetto, e quello di chi lo vive, di chi lo costruisce invece come artista, sia assolutamente fondamentale, poi soprattutto per noi che certe cose le dobbiamo pensare e immaginare. Ecco, io sono qui oggi per raccontarvi un po' quella che è la nostra esperienza a Nova Feltre, dove abbiamo questo teatro di soli 219 posti, che però, come è stato detto all'inizio, è un luogo che risponde a tutti i bisogni della mia cittadina, quindi come diceva il responsabile di Ater, in quel teatro noi ci facciamo di tutto, dallo spettacolo delle scuole alla manifestazione contro la chiusura dell'ospedale, e ai consigli comunali nel ridotto del teatro e alla stagione teatrale e tante altre cose. Ecco, noi quindi quando sono arrivata 1 anno e mezzo fa abbiamo pensato, ci siamo un po' interrogati. Io sono partita un po' da un'analisi, diciamo così, che era socioculturale, perché come diceva Michela, penso che la cultura, condivido con lei questa cosa, che la cultura comunque costruisce una comunità o aiuta anche a costruire una comunità, e devo dire che l'analisi che avevo fatto era appunto questa, essendo poi io anche assessore ai servizi sociali come lei, che la nostra comunità sta andando, la comunità in generale, insomma le nostre città vanno verso un certo individualismo che porta proprio a vedere delle volte anche l'altro, a non conoscerlo e a vederlo come una persona estranea, delle volte anche nemica, ostile, quindi con sospetto. E le nostre piazze, che una volta erano i luoghi appunto di incontro pieni, tutte le sere insomma la gente si trovava al bar, si sono svuotate, e quindi ci siamo chiesti, mi sono chiesta come poter fare a ricreare dei poli che invece dessero questo senso di comunità che un po' stiamo andando perdendo. E ci è venuto facile pensare che questi luoghi fossero appunto le piazze, ma il teatro soprattutto, le scuole e anche la biblioteca, che questi sono un po' i luoghi sui quali in qualche modo stiamo investendo con dei progetti. E noi appunto a novembre dello scorso anno abbiamo fatto questo bando nel quale abbiamo messo come obiettivo proprio questo, cioè di andare a intercettare un progetto che avesse un braccio lungo, non fosse un mero uso consumistico degli spettacoli, quindi andare a teatro, consumare e tornare a casa, ma invece appunto creasse relazione. E questo progetto prevede anche un forte lavoro con le scuole, come vi dicevo, e qui poi si apre tutto un altro capitolo, come riuscire a entrare nelle scuole, come far sì che appunto le scuole anche qui arrivino e non stiano soltanto a vedere uno spettacolo, ma invece i ragazzi arrivino a prendersi cura di questo luogo. E come coltivare anche un senso di quello che io chiamo una sensibilità anche verso la cultura, perché penso che sostanzialmente anche i bambini, quindi parto proprio dai livelli più semplici, vadano abituati a vedere spettacoli per poter maturare dentro anche loro stessi un certo gusto, un po' come noi facciamo con tutte le altre cose, no? Impariamo ad assaporare una pietanza, un cibo, ci creiamo il nostro gusto personale, e così avviene anche sulla cultura. Però questo, se cioè, da adulto non ti puoi improvvisare, non puoi essere un buon gustatore, una parola sbagliata ma comunque per intenderci, se comunque non sei stato un po' allevato in questo. Quindi in tutto questo noi abbiamo fatto questo bando che con molto orgoglio, mi permetto di dire, è stato vinto dall'Arboreto di Mondaino, che è una realtà solida, è una realtà che in qualche modo a noi ci dà proprio la garanzia di un risultato finale importante. E l'anno scorso, poi dico questa cosa, quando Fabio è entrato nel teatro, che comunque lui aveva negli anni, verso la fine degli anni '80, aveva già in qualche modo gestito come direttore artistico, per lui vederlo lì dentro che guardava come era tenuto, come erano diciamo tutto l'apparato elettrico, elettronico eccetera, per lui, cioè, è stato emozionante per lui ed è stato emozionante anche per me rivederlo lì dentro, perché
c'è un amore che passa, e questo non è così scontato, perché credo che le cose fatte con amore fanno anche poi la differenza. Io per esempio ho fatto questa cosa, c'è anche il bando eccetera, perché come vi ho detto avevo una visione, però poi in tutto quello che abbiamo costruito, compreso il laboratorio teatrale, che è una componente importantissima di tutto il lavoro che stiamo facendo, mi sono coinvolta, e devo dire che pensavo sinceramente all'inizio forse che fosse più facile, poi alla fine, ma però le cose vanno fatte così, secondo me bisogna coinvolgersi, quindi anche il ruolo dell'amministratore non è soltanto quello di mettere insieme una stagione teatrale, non deve essere solo quello, ma deve essere anche quello di riuscire a far passare l'amore per le cose che stai facendo. Quindi c'è tanta cura da parte della direzione artistica, perché comunque abbiamo creato relazioni, le stiamo ancora creando, perché chiaramente quando arriva il nuovo qualcosa si rompe, non tutti capiscono i cambiamenti, quindi ti guardano un po' con sospetto, però poi si avvicinano, piano piano si avvicinano, se appunto l'atteggiamento è quello di apertura, come stiamo poi tenendo noi. Quest'anno, no, che abbiamo avuto un po' più tempo, perché l'anno scorso siamo arrivati un po' in corsa, però quest'anno abbiamo già incontrato anche l'equipe letteraria dell'Istituto Tonino Guerra, quindi delle scuole superiori, per questo discorso che vi dicevo comunque di dialogo aperto con le scuole. E nelle scuole, diciamo nell'istituto comprensivo è un po' più difficile entrare, questo scambiavo due parole prima all'entrata, ma per esempio le insegnanti che di solito si occupano un po' di questi progetti dentro le scuole hanno molto spesso i loro canali che magari portano avanti un po' da anni, quindi si tratta di entrare, ecco, anche in relazione anche con gli insegnanti, riuscire a capire che quello che tu stai facendo in un teatro ha delle propaggini, anzi è molto più produttivo se interpella e interroga anche altri luoghi come appunto quello delle scuole. Vi dicevo del laboratorio che facciamo con gli adulti. Ecco, questo laboratorio che ha visto la partecipazione di 17 persone è diventato proprio, ciao Harry, ti vedo adesso, è diventato un luogo dove le persone che si sono coinvolte l'anno scorso, che l'hanno fatto, diciamo, come lo possono fare degli adulti alle prime armi, quindi anche come una sorta di divertimento iniziale, quindi di gioco, però adesso si sentono responsabili di questo teatro, cioè a loro è stato chiesto di promuovere il nuovo laboratorio, a loro è stato chiesto di portare avanti quest'altra cosa bella secondo me che abbiamo fatto quest'anno, che si chiama Amici del Teatro, e che è un'iniziativa che vede proprio in questa ottica di dono reciproco, vede l'acquisto o di quello che si chiama caffè sospeso, biglietto sospeso qua, quindi qualcuno che dona un biglietto a qualcun altro o un abbonamento a qualcun altro, e in questo noi speriamo e crediamo che questa cosa sicuramente creerà un motore importante per sentirsi vicini a quello che stiamo facendo, e che, come vi ho detto, non è soltanto la stagione teatrale. Sulla stagione teatrale stiamo, come ho letto anche nelle parole che avete condiviso su Sguardi Mora, molto belle, molto, ci sono degli spunti interessantissimi anche per noi amministratori. Bisogna dialogare col territorio, un amministratore non può pensare di fare solo una stagione e metterla là e poi come andrà andrà, ma appunto se lo scopo è quello di creare, allora quello che il territorio, la risposta del territorio va ascoltata. Ci sono cose che magari sono state proposte che non erano, per cui il territorio non era pronto forse, quindi non abbiamo avuto la risposta che magari speravamo, però questo ci è servito per capire invece cosa poteva volere, cosa poteva servire alla nostra comunità per poter vivere sempre meglio questa dimensione. E quindi io, ripeto, sono molto contenta di quello che stiamo facendo. Adesso è difficile dire dove riusciremo a arrivare, che sono comunque consapevole che anche quando cambi, per cambiare anche un modo di vedere le cose, per creare una cultura ci vogliono comunque degli anni, quindi ci vuole del tempo. Però è una cosa, diciamo,
mi sembra molto chiara. Sul discorso, soprattutto sul discorso cultura, le risorse che servono, ne servono abbastanza per tenere in piedi un teatro, per tenere in piedi anche progetti qualitativamente interessanti. Da una parte il fatto che noi abbiamo fatto un bando, e a un certo punto ho fatto anche questo ragionamento, quando le minoranze, con le difficoltà che abbiamo avuto di bilancio per cose altre, hanno cominciato a dire ma allora si può tagliare, invece che lì bisogna tagliare il teatro, no? Che è sempre una delle cose più facili da dire. E io, visto che ho fatto un bando, mi sono sentita abbastanza al sicuro, nel senso che ho detto beh, quei soldi sono accantonati lì, nessuno me li tocca, no? È chiaro che per me è una risorsa, cioè una cosa sulla quale investirò anche dopodomani, indipendentemente da quello che dice la minoranza, però questo lo dico perché anche certi percorsi mettono un po' gli amministratori un po' più al riparo da tante altre cose. E quindi quando il sottotitolo di oggi dice creare progetti ma anche salvaguardarli, ecco, per salvaguardarli bisogna avere anche un'ottica un po' più lunga, cioè riuscire a capire che non basta mettere insieme tanti spettacoli. Ecco, noi per esempio venivamo come Nova Feltre da un'esperienza in cui dopo Fabio la gestione è stata lasciata un po' o alle singole amministrazioni o alle pro loco, che però mettevano insieme spettacoli in base al budget che avevano senza creare tutto il resto, ma tutto il resto invece è il motore, come vi ho detto, di risultati ben più importanti, di risultati che poi si vedono anche, noi lo stiamo vedendo, per esempio se organizzi delle feste di paese, quanta gente in più si coinvolge, perché già gente in moto, e se metti insieme una rete, per esempio, che ti serve sul servizio sociale, molto spesso le persone che sono già in itinere, che sono già intorno a dei progetti, si sentono ancora più invogliati o più facilitati a stare anche su cose più alte, e quindi davvero tutto questo ha una ricaduta importantissima per una comunità. Sul discorso rete, ecco, noi Rete Valmarecchia, secondo me non siamo ancora ai livelli della Rete Ravanconca, che ho visto ha fatto davvero un ottimo lavoro, si è promossa benissimo e dobbiamo un po' lavorare meglio, però è un obiettivo che ci siamo dati anche da qui a breve per poter fare anche più rete tra di noi, perché magari delle volte capita che sia un mettere insieme il lavoro di tanti comuni, di tanti teatri, e invece abbiamo bisogno di un'ottica, diciamo, un po' più comune, con aspetti anche più condivisi. Mi piacerebbe lavorare con Ater su questo, mi piacerebbe avervi al tavolo, perché appunto davvero la cultura sia sempre più un argomento dove si possa mangiare di cultura e la comunità si possa nutrire di cultura per crescere, per essere più forte, più forte anche di fronte alle difficoltà del mondo. Ecco, grazie.